Ci troviamo all'interno del ristorante Pizzeria Serenella di Grado e con molto piacere vi condurrò in un breve percorso alla scoperta della pizza. Vi chiederete cosa ci sarà da sapere sulla pizza, un piatto che fa parte della nostra quotidianità, della nostra storia, della nostra tradizione. Sì, è vero, la pizza è un piatto ad altissima diffusione, è un'esperienza alimentare e sociale presente in tutta Italia e in tutto il mondo. Ma siamo sicuri di essere in grado tutti di individuare correttamente e riconoscere quelli che sono i suoi elementi di effettiva qualità? Nel primo periodo della sua storia e nel periodo della sua massima espansione, quando ha cominciato a diventare un piatto diffuso e accessibile a tutti, era caratterizzato per essere sì un piatto povero, accessibile, ma questo troppo spesso a discapito della sua qualità. Negli ultimi 20 anni invece c'è stato un grande cambiamento. Esponenti delle varie scuole, romana, veneta e soprattutto della scuola napoletana, hanno fatto un grande lavoro di ricerca, di studio, di sperimentazione su quelle che sono le materie prime, i processi di lavorazione, le sue caratteristiche nutrizionali, per far sì che questo piatto che tanto amiamo diventi un piatto sì sempre accessibile a tutti, ma sano e di grande qualità. Noi del Serenella abbiamo fatte nostre molte di queste esperienze, ricerche e suggerimenti per far sì che il nostro prodotto sia un prodotto che si caratterizzi per semplicità, ma per qualità. In questo modo abbiamo fatto un percorso che ci sta permettendo di offrire un prodotto sano e valido e in più che sappia seguire l'evolversi delle stagioni sposando adeguatamente i prodotti del nostro territorio, come nelle prossime puntate vedremo. Seguiteci e io vi condurrò in questo percorso di scoperta delle nostre proposte pensate per voi.